Mi è appena arrivata questa lettera e c'è scritto anche per Salvatore con un cuore. Ragazzi, prendiamola e portiamola lassù. Apriamola e vediamo chi mi ha inviato questa lettera. Ok. Hanno suonato, io sono andato laggiù e mi hanno imbucato questa lettera e non era un postino. Magari sarà stato un fan, magari è una sorpresa. Ok, apriamola e vediamo cosa c'è dentro. C'è una lettera, appunto. C'è delle scritte, ci sono delle scritte. Leggiamole. Ciao Salvatore, so che per ora non stai capendo molto. Io so chi sei, ma tu non sai chi sono io. Ebbene sì, sono una ragazza che non vedi da molto tempo. Se vuoi sapere di più, ti aspetto alle 12 nella casa abbandonata vicino casa tua. 12? Ma sono le 11:34! Ragazzi, questa ragazza non lo so perché mi ha inviato questa lettera. Ma poi che ragazza è? Dobbiamo trovare altre. Oddio, ci sono 2 G stampate dentro la busta Gigi. Ma chi sarà mai Gigi? Una ragazza che mi invia questa lettera. E soprattutto come va a sapere che dietro casa mia c'è una casa abbandonata? Ragazzi, sapete che vi dico? Prendiamo le chiavi e andiamo a cercare questa ragazza. Io non lo so, andiamo. Sapete che vi dico? È il momento di prendere questa bestiolina per andare nella casa abbandonata. Ragazzi, sono appena arrivato. Questa qui è la casa abbandonata di cui parla questa lettera. Ma dov'è la ragazza di cui parla qui? E soprattutto chi è che mi invia una lettera così strana? Dobbiamo andare a cercare. Vieni Bob. Allora, calmi tutti. Calmi tutti. Chi sei? C'è qualcuno? C'è qualcuno? Dobbiamo stare attenti. Magari è uno scherzo di qualche mio amico. Non lo so. Però comunque sia, calmi tutti. C'è qualcuno? Ah, raga, a me sembra uno scherzo. Io non sento nessuno e non vedo nessuno. Ma perché sono qui in una casa abbandonata dove non c'è nessuno e che c'ho una lettera in mano? Cioè, sembra un imbecille. Io non lo so, guarda. Se c'è qualcuno esci. Anche questa volta non c'è nessuno. Mi sa che mi stanno prendendo in giro. Sì, mi sa che proprio è un troll di quelli bestiali. Non l'avevo visto. Questa qui è una G. Ragazzi, è proprio una G. Ma chi è questo G? Cioè, è una G, sono 2 G, non lo so. E poi questa ragazza di nome G sarà stata qui allora. Devo stare calmo e pensare a cosa posso fare adesso. Per esempio, dove potrebbe nascondersi una ragazza che dice di farmi venire in questo. Oppure è una trappola di qualche ragazzo fingendosi una ragazza per farmi venire in questa casa abbandonata? Non lo sapremo mai. Pensa Crazy, che puoi fare? Che puoi fare? C'è una ragazza strana che mi sta dicendo di venire qui, ma non la trovo. Che puoi fare? Cosa potrei fare? Ma dove sei spuntata? No, ascolta, io non ci credo che tu sei stata lì, perché io sono passato di qui e tu non c'eri. Non posso farci niente se non ti accorgi di una bella ragazza. Ok, so che non state capendo niente, ma tu, dopo 3 anni. Ok, devo stare calmo. Che ci fai? Ok, calma, stai sognando. Ma poi non eri andata a Milano? Ma quale Milano? Ma no, sono sempre io, la tua ex. Dopo 3 anni! Cioè, dopo 3 anni tu ritorni, mi dici che sei un'ammiratrice, se che è quello che vuoi tu? Ok, calma, che ci fai qua? Prima di iniziare, che ne pensi se mi aiutassi a scendere? Beh, in realtà hai ragione, va bene, farò il gentiluomo e ti aiuterò a scendere. Come ti aiuto a scendere? Mi devi portare giù. E come ti porto giù? Cioè, posa questa cavolo di telecamera e mi porti. Hai ragione. Allora, la borsa mettiamo qua e poi sì. Ok, ma adesso basta scendere di qua di là. Devi spiegarmi il perché sei tornata dopo 3 anni. Cioè, noia, da 3 anni che non ci sentiamo. Shh, parla piano. Perché dovrei parlare piano? Siamo all'aperto, non c'è nessuno. Shh.
potrebbero sentirci, basta, stai zitto. Allora, mi spieghi il perché? Chi dovrebbe sentirci che siamo qua e non c'è nessuno? Nessuno! Spiegami, chi potrebbe sentirci? Shh, basta, potrebbero sentirci. Non voglio che ci sentano, non è una situazione molto bella. Ora sto capendo! Giada Gancitano, sei tu! Ecco perché queste G, le doppie G, cioè lei si chiama Giada Gancitano ed è la mia ex! A proposito, mi spieghi perché sei tornata? No, non posso spiegartelo, è troppo lungo da spiegare. Oh, vabbè, io sono qui, tu sei lì e a proposito, ti ho fatto vedere già la mia bella auto? No, ancora no, quindi che dici? Andiamo a vederla? Ebbene sì, al mio 3 apri gli occhi, 3, 2, 1, va! Lo È so. un Audi, wow! No. Tesla? No. Va bene, ma non perdiamoci in chiacchiere. Perché sei tornata? Devi spiegarmi il perché dopo 3 anni. Cioè, io mi ricordo, avevo pianto per te quando ci siamo lasciati. Ti ho detto di non gridare! Perché non devo gridare? Ma non c'è nessuno. Basta! Non c'è nessuno. Ok. Salvo, tu non puoi immaginare, è una cosa assurda, non puoi capire, è veramente, io non so come te lo devo spiegare, madonna mia, non puoi capire, io veramente, io te lo vorrei dire, però, non so, forse è ancora presto, forse è meglio non dirtela, non so. Giada, scusami, di che stai parlando? Sta parlando pure Siri. Cioè, di cosa stai parlando? Perché? Cosa non mi vuoi dire? Mi vuoi dire? Sei ansioso e presto? Giada, cioè, parla chiaro. Intanto è da 3 ore che ti dico di non gridare, quindi ripeto, non devi gridare. E come seconda cosa, non posso dirtelo, ho paura che si rovina la nostra amicizia, è troppo importante per me. No, veramente. Ma quale amicizia stai parlando? Che non ci vediamo da 3 anni. Quale amicizia, Giada? Allora, Giada, perché sei tornata? Ma come quale amicizia? Ma lo sai benissimo anche tu. Dici quale amicizia? Ma non ti puoi proprio permettere di dire una cosa del genere. Ma raga, voi la ricordate la mia ex Giada? Cioè, ma sapete da quanto tempo è? Cioè, io avevo 100.000 iscritti. Ma prima di continuare a parlare, non dai un abbraccio ad una tua vecchia conoscente? Aspetta, togliti un attimo. No, devi spiegarmi il motivo. Ti stacchi un attimo. Basta. Giada, che intenzioni hai dopo 3 anni che non ci vediamo? Siamo stati fidanzati per 1 anno e mezzo, ma adesso è arrivato il momento. Cioè, ci siamo salutati già 3 anni fa. Perché sei tornata? Intanto è per la 1000ª volta che ti dico di non gridare, non so perché ancora tu non stia capendo. Ma comunque sia, io non so come te lo devo dire, è una cosa troppo importante. Potrebbe rovinare la nostra amicizia, lo capisci? Ok, mi stai mettendo paura. Mi vuoi dire una volta per tutte di cosa si tratta? Guarda che io me ne vado, Io me ne vado se tu non me lo dici. Me ne sto andando. No, non te ne puoi andare così, ti devo dire una cosa, te l'ho già detto. Però è difficile da spiegare, io... No, dimmela adesso. Hai 3 secondi. 3, 2... Ok, va bene, te la sto dicendo. Però... Sì, però prima devo dirti un'altra cosa. No, forse è meglio dire prima quella. No, o forse ti dico l'altra, non lo so. Dimmela ora. Di cosa mi vuoi parlare? La verità è che io non so come te lo posso spiegare. Io ti